La dottoressa Margherita Motta sta per prendere la parola. Buongiorno, ringrazio per l'opportunità che mi si dà comunque all'apertura di questa seconda giornata dei nostri lavori. Per dare un contributo al nostro movimento ci tengo a sottolineare alcuni punti che secondo me dobbiamo portare all'attenzione dei nostri vertici. Uno, non credo che dobbiamo inventarci molto quando parliamo che dobbiamo ritornare ad occuparci di quelli che sono i temi proprio del nostro movimento e quindi farne rinnamorare i nostri cittadini. Dobbiamo riportare il militare, come dice il nostro Presidente, dobbiamo di nuovo riportare e noi dobbiamo di nuovo scendere nelle piazze per poter fare innamorare di nuovo i nostri cittadini a quelli che sono i nostri ideali. In più credo che in questo momento, con il nuovo incarico che ha avuto il Presidente, possiamo anche spingere affinché il nostro partito all'interno della Sicilia possa fare di diventare di nuovo la Sicilia, non solo dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista proprio politico, la Sicilia all'interno del Mediterraneo, sempre di più all'interno del Mediterraneo e quindi come centralità del nostro territorio. Il secondo punto che mi sembra che dovremmo sicuramente affrontare è il coordinamento che dobbiamo attuare del nostro movimento. Credo che sia mancato e ci sia stato uno scollamento tra quello che sono i vertici e la base. Dobbiamo ricostituire il nostro coordinamento che è a tutti i livelli, provinciale, comunale, affinché ci possiamo dare delle risposte precise ai nostri, a chi chiede di poter avvicinarsi di nuovo al nostro movimento. Quindi dico, fuori da ogni corrente, un coordinamento unitario, un coordinamento che veda tutti quanti per far sì che il nostro partito, come partito di governo, possa crescere, quindi dare risposte semplici o complesse, cosa che difficilmente oggi riusciamo a fare. Per quanto riguarda il discorso del femminile, ho assistito con molto piacere agli interventi di giovani donne. Spero che questo continui e che non rimanga solo un intervento formale o informale, ma che venga tutto questo istituito all'interno del partito. Chiediamo personalmente no a un movimento di donne, sì donne assolutamente rappresentate in un modo egualitario all'interno del partito e all'interno delle istituzioni. Grazie. Grazie Margherita anche per la puntualità